tutte le sedi dell'INPS del Veneto per la grave carenza di personale. Presidio anche a Venezia, mancano dipendenti, i servizi per i cittadini sono a rischio, lo dicono i sindacati. Blitz dei carabinieri negli esercizi pubblici della provincia, scoperta presenza di lavoratori in nero, elevate multe per 150.000 euro, 3 le attività sospese. Trasformare il reddito di cittadinanza da misura assistenzialistica a beneficio per la collettività e quanto accade a Venezia grazie a progetti di utilità. In centinaia oggi nel Duomo di Mestre hanno portato l'ultimo saluto a Franco Skopinic, compositore, scrittore e fondatore di una delle prime radio libere d'Italia. Sale l'attenzione sul versante della sicurezza in vista delle presenze turistiche e degli spostamenti per le vacanze di Pasqua sia a Venezia che sul litorale, controlli disposti dal prefetto. I musei civici di Venezia saranno aperti a Pasquetta 24, 25 aprile e 1 maggio, permettendo a cittadini e visitatori di godere del patrimonio culturale della città. Il gruppo Media Nord-Est del grande calcio, grande successo ieri sera su Tele Nord-Est per la prima semifinale della Coppa del Rey e la vittoria dell'Osasuna. Stasera alle 21 la gara di ritorno più attesa, Real Madrid contro Barcellona. Edizione di Venezia dei nostri telegiornali, buonasera e ben ritrovati. Lo avete sentito in primo piano una notizia di respiro regionale, la carenza di personale all'INPS. Anche a Venezia sindacati e dipendenti hanno organizzato un presidio. Siamo qui per denunciare e sensibilizzare sia l'amministrazione centrale INPS, la politica e il territorio, cioè i nostri utenti, i nostri cittadini, di fronte a un problema sostanziale, carenza d'organico. Oggi la direzione provinciale conta solo su circa 200 persone, con un bacino d'utenza pari a 850.000 abitanti, 25.000 aziende, 55.000 posizioni di artigiani commerciali. Anche a Venezia, come nelle altre sedi INPS del Veneto, sindacati e dipendenti hanno organizzato un presidio all'esterno della direzione regionale per denunciare la grave mancanza di personale cui si deve far fronte. La nostra principale preoccupazione ovviamente è quella del cittadino, il cittadino che può avere difficoltà non solo nel avere l'erogazione del servizio, ma anche di raggiungere quelle sedi che rischiano concretamente di chiudere. Faccio l'esempio di Venezia perché qui a Venezia abbiamo una sede a Chioggia, una a Portogruaro, a San Donà. Ci dovesse essere una retrocessione del servizio, il cittadino, il pensionato dovrebbe venire magari in situazioni più complicate di quanto non lo abbia già adesso. Svolgiamo servizi utili per tutti i giorni, le pensioni, la disoccupazione, le malattie. Ognuno ha a che fare nella sua vita tante volte con l'INPS e noi non possiamo continuare così. La gente deve sapere, la situazione è ormai critica. I miei colleghi hanno esposto i problemi che ci sono. Siamo sempre meno, rischiamo di dover chiudere, daremo prestazioni in ritardo. È una cosa che la gente deve sapere, ormai siamo in situazione critica. Il caso Veneto è paradossale, dicono. Entro fine anno l'istituto conta di assumere 4.000 nuovi dipendenti in tutta Italia, ma i criteri di ripartizione prevedono per il Veneto 206 assunzioni. Chiediamo veramente all'amministrazione e alla politica un sostegno per trovare delle soluzioni oggettive per far fronte ai cittadini e a risolvere le loro problematiche. L'INPS è con il cittadino. Blitz dei carabinieri negli esercizi pubblici della provincia, scoperta presenza di lavoratori in nero, multe per 150.000 euro. 3 esercizi pubblici sospesi per violazioni sulla sicurezza e presenza di lavoratori in nero. Sanzioni per 150.000 euro. È l'esito dei controlli del Nucleo Ispettorato Carabinieri del Lavoro di Venezia per prevenire e reprimere lo sfruttamento del lavoro e verificare il rispetto delle normative in materia di sicurezza. Controllati pubblici esercizi, attività di ristorazione e parrucchieri. A Noventa di Piave in un ristorante sono stati trovati 2 lavoratori in nero, 35.000 euro di multa. Stessa sorte per un ristoratore di Mira. In un'agenzia di pompe funebri del porto gruarese è stata invece riscontrata la mancanza delle condizioni di igiene richieste dal testo unico sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, mentre in un'azienda di impianti elettrici la mancanza dei presidi medici di primo soccorso. Le sanzioni complessive ammontano a 20.000 euro. Controlli anche a Chioggia, Dolo, Caorle e Mirano. Cambiamo ora argomento. Ultimato uno dei progetti utili alla collettività messi in campo dal Comune di Venezia per far sì che il reddito di cittadinanza possa essere un beneficio per tutti.
Trasformare il reddito di cittadinanza da misura assistenzialistica a beneficio per la collettività è quanto accade a Venezia. Il Comune di Venezia 2 anni fa ha voluto convocare tutti i percettori del reddito per offrire loro la possibilità di un percorso che prevedesse anche l'attivazione lavorativa e il lavoro appunto volontario a disposizione della collettività. In questo caso abbiamo sistemato 128 panchine grazie a questi progetti, altri percettori di reddito sono impegnati presso le anagrafi o presso gli uffici comunali e altri svolgono altre attività di volontariato. È un obbligo che la legge dà, ma pochissimi comuni hanno attivato questa facoltà. Venezia ha voluto farlo. Questa mattina, ad esempio, si è lavorato al rimessaggio di una panchina restaurata nell'ambito dei progetti utili alla collettività. Presente anche Bellato, il presidente della municipalità di Favaro Veneto. Negli ultimi 12 mesi le attività hanno coinvolto 20 cittadini, impegnandoli per 8 ore settimanali per circa 6 mesi. Si sono occupati della pulizia di parchi e viali cittadini e del rimessaggio e tinteggiatura di 125 panchine. Un bel risultato e una buona attivazione della cittadinanza. Un percorso che ha come fine ultimo quello di contribuire a costruire una nuova autonomia dell'individuo, fornendogli anche strumenti da far valere in futuro nel mercato del lavoro. In centinaia oggi in Duomo a Mestre per l'ultimo saluto a Franco Skopnic, compositore, scrittore e fondatore di una delle prime radio libere d'Italia. Lunghi applausi delle centinaia di persone al Duomo San Lorenzo a Mestre per l'ultimo saluto a Franco Skopnic, 75 anni di Venezia ma da sempre trapiantato a Mestre. Compositore, discografico, scrittore, venuto a mancare a causa di un improvviso infarto all'alba dello scorso 1 aprile. Fondatore di Radio Base San Marco, tra le prime radio libere d'Italia, pioniere della disco musical italiana, divulgatore del genere punk con i dischi importati dagli USA dell'Inghilterra in terraferma direttamente al disco d'oro, il suo famosissimo store in Viale San Marco a Mestre, dove è proseguito anche oggi il pellegrinaggio di amici, parenti e conoscenti per deporre un fiore, un saluto, un biglietto. In Duomo toccanti le parole della nipote Alice. Se avessi saputo che quelli sarebbero stati gli ultimi giorni di Franco, sarei andato a trovarlo. Ma purtroppo quello che facciamo tutti molto spesso è dare per scontato persone, situazioni e il tempo. Questo è quello che vorrei imparare da questo momento così difficile. Soltanto il 22 marzo scorso, il giorno dell'anniversario della morte della moglie Laura, nella sua pagina Facebook scriveva: «Attendo che il destino si decida a riunirci», tra commozione e lacrime. Franco Punk e Laura Mic Mac, coppia inossidabile insieme nella vita e nella musica, ora si sono ritrovati lassù. Qui i suoi delfini di ieri, DJ di oggi, già pensano a un Franco Skopnic Memorial Day. Per così dare un tributo a Franco, che era una persona al di là dell'aspetto musicale straordinaria anche per altruismo, per bontà. Quando si è amati non ci si dimentica mai. E anche noi vogliamo salutarlo al grido di una delle sue canzoni più famose, Ali Shuffle con i Camaros Gang, il suo storico gruppo. Ali Shuffle, Ali Shuffle, hey, hey. Ciao Franco. Ali Shuffle, Ali Shuffle. E in vista della Pasqua sale l'attenzione sul versante della sicurezza. Sono previsti migliaia di arrivi a Venezia e sul litorale in occasione delle festività pasquali. Per questo il prefetto di Bari, dopo aver convocato il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha disposto maggiori controlli interforze lungo le arterie principali e un'intensificazione della presenza delle forze di polizia nelle maggiori località turistiche, sia in laguna che sulle spiagge, con una pianificazione di servizi straordinari per la sicurezza anche sulle strade. Ogni corpo sarà in campo, dalla polizia locale a quella stradale. Sono state date disposizioni anche per aumentare i controlli nelle aree della stazione di Mestre e Venezia e in altre minori per contrastare la criminalità, i furti, i borseggi, oltre allo spaccio. È stato fatto anche un approfondimento sui servizi da dedicare in vista della tappa di Caorle del 106esimo Giro d'Italia previsto per il 24 maggio. I musei civici di Venezia saranno aperti a Pasquetta lunedì 24, martedì 25 aprile e il 1 maggio per permettere a cittadini e visitatori di godere del patrimonio culturale della città. Tenere aperti i musei, ha detto il sindaco Brugnaro, garantisce un servizio sempre migliore al cittadino e al visitatore.
E ora qualche istante di pubblicità, noi torniamo tra poco. Ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. In primo piano lo sport, un parco San Giuliano si prepara a ospitare l'Ultramarathon Festival Venice. È un evento sportivo particolare e unico, diciamo, nel suo genere, perché noi siamo abituati a conoscere le maratone, le corse magari di 10-5 km, questo invece è un ultramarathon. Che durerà 24 ore. Si svolgerà il 15 e 16 aprile al Parco San Giuliano e vedrà la partecipazione di circa 500 atleti, per un totale di 21 squadre e provenienti da 10 paesi. Si parte alle 9 di mattina di sabato e si termina alle 9 di mattina della domenica. Sono gare un po' particolari. Sono gare di resistenza, gare fisiche e poi soprattutto psicologiche, quindi insomma bisogna tenere duro e portare a casa la gara per 24 ore e stare sul circuito. Un circuito di 1382 metri, un anello filante e piatto interamente su asfalto senza curve secche, certificato FIDAL, riconosciuto a livello internazionale e nel quale si corre in senso antiorario. La staffetta si disputerà nello stesso circuito delle altre 2 gare. Ogni squadra potrà essere composta da un minimo di 2 a un massimo di 12 componenti. Per partecipare non è necessario essere affiliati a federazioni o società che promuovono o svolgono attività podistica, ma è indispensabile il certificato medico sportivo di idoneità agonistica. Una nicchia di atleti che sono degli specialisti fondamentalmente, però mano a mano stiamo introducendo questa cultura dell'ultradistanza, dell'endurance, che sta prendendo piede anche con atleti che sono alla loro prima esperienza di un certo tipo. 24 ore che ogni atleta può distribuire come vuole. Chi può corre per 24 ore, chi vuole durante la notte magari fa una pausa di mezz'ora per riposarsi, per dormire, o sta male, sta fermo un'ora, riprende dopo. La gara è quello che ognuno riesce a fare nell'arco di queste 24 ore. Il totale è il risultato chilometrico finale. La Kermesse, giunta alla 3ª edizione, è intitolata alla memoria della giovane ultramaratoneta veneziana Elisa Suman, e oltre alla gara si potrà accedere al villaggio e prendere parte ai numerosi momenti conviviali del festival. E a proposito di sport, grande successo ieri sera sul Telenord-Est per la semifinale del Copa del Rey. Stasera alle 21 la gara più attesa, Real Madrid contro Barcellona. Cresce l'attesa per il classico e intanto arriva la prima finalista della Copa del Rey. È l'Osasuna a passare il turno beffando l'Athletic di Bilbao. Non basta la spinta del San Mamés tutto esaurito. Inaki Williams porta in vantaggio i padroni di casa e si va ai supplementari. Al 116esimo arriva la doccia fredda firmata da Ibanez, un pareggio che permette all'Osasuna di tornare in finale dopo 18 anni. Ora occhi puntati sul classico. In diretta su Telenord-Est il Real cercherà il riscatto, anche se non sarà facile in un Camp Nou che si preannuncia rovente. Se il campionato può dirsi già chiuso, in Coppa è tutta un'altra musica. Il Barcellona è attualmente in una forma straordinaria, avendo vinto le ultime 5 partite, subendo un solo gol. E la posta è alta. L'ingresso in finale della Coppa del Rey, il prestigioso trofeo che sarà assegnato il prossimo 6 maggio. Gli uomini di Carlo Ancelotti, però, nonostante la stagione altalenante, cercano il riscatto, un riscatto che può valere una finale. Tutto pronto quindi per il classico in chiaro su Telenord-Est stasera alle 21. Questa era l'ultima notizia, vi lasciamo ora le previsioni meteo, grazie per averci seguito e buonasera a tutti. La tua bolletta continua a salire? Chiama allo 0422 320605. Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006. Bentrovati al meteo. Temporaneo aumento della pressione sul nostro territorio, pertanto la giornata di giovedì 6 aprile trascorrerà con il bel tempo. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto precipitazioni assenti, avremo un ampio soleggiamento con cielo poco o parzialmente nuvoloso. Maggiori addensamenti, specie sulle zone montane nel corso del pomeriggio, ma in genere senza fenomeni associati. Temperature con contenute variazioni di carattere locale, minime tra lo 0 e i 4 gradi, massime invece tra 11 e 14 all'incirca.
Spostiamoci ora sul Friuli Venezia e Giulia. Anche qui tanto sole, cielo sereno o poco nuvoloso, ma con gelate notturne sui monti e localmente anche sulle zone pianeggianti. Temperature minime tra 1 e 2 gradi, massime sui 12-14 all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo un tempo soleggiato con qualche nube innocua nel corso del pomeriggio. Temperature minime intorno ai 3 gradi, massime sui 14 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. La tua bolletta continua a salire? Chiama allo 0422 32 06 05, Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006.